Buongiorno a tutti, lanciamo una sfida a 10 minuti, vediamo chi l'accetta. Okay, stanno vediamo qualcuno starà vedendo la sfida tra tutti i giocatori, no, tutti i milioni, no, di giocatori che sono su chess.com. Okay, ci hanno accettato la sfida un giocatore ucraino. Okay, e 4 e 3 e 5, se ci fa di 4 giochiamo e perdi 4 e perdi 4. Okay, ci ha fatto C4 e questo è un inglese, facciamo o una siciliana invertita o un inglese con E3. Bene, giochiamo D5, come fare una siciliana invertita, no, ora prenderà e a questo punto vediamo un po' cosa farà il nostro avversario, alfiere C4, che ora gioco questo sistema che con il bianco si considera modesto, cioè a colori invertiti, ma qua è totalmente giocabile, abbiamo il nero. Si considera che non è sufficiente per il vantaggio, ma dà nero una parità comoda, o forse avrei potuto giocare il 4. Okay, però, cioè vuole giocare cavallo G5 e attaccare subito. Ma pensa. Okay, cosa facciamo? Posso fare alfiere G4, posso giocare cioè sta già dimostrando delle intenzioni, bellicose il nostro avversario. Facciamo cavallo C6, completiamo lo sviluppo, no, perché, seguire di fronte ad attacchi così sfrontati, seguire i principi generali deve andare sempre bene. Se fa cavallo G5 possiamo fare alfiere F5, se fa donna C2, donna F6 per fare alfiere F5 e ci difenderemo lungo la diagonale. Cioè non mi sembra che l'attacco bianco sia destinato al successo. Ho idea anche di giocare E4 su cavallo G5, ora si potrebbe seguire cavallo E5. E okay, non resta che arrocco corto. Si fa giocare arrocco corto in questa posizione? Arrocco corto? E sta mossa è terrificante, perché posso giocare alfiere G4, minaccia E4, minaccio di prendere, di guadagnare il pedone. Come si fa ad arroccare? Mi fa male al cuore a vedere questa mossa. Potrei giocare E4, cavallo G5, ma è inferiore perché alfiere G4 è la mossa. Minaccia E4 e questo minaccio di prendere in F3 e prendere il pedone, ma più che altro E4. Su alfiere E2 posso giocare E4, ma più che altro posso anche dare la coppia degli alfieri, ma in cambio di un pedone. E non può andare bene questa mossa. Ora potrei giocare E4 e farà cavallo G5, prendere il pedone, ma che se prendo darei la coppia degli alfieri, ma prenderei un pedone. È attraente, è attraente. Ma forse potrei giocare anche H6? Perché H6? Perché dopo H6 voglio giocare 4 senza cavallo G5, voglio prendere il pedone dopo. E pensiamo un attimo, allora su E4 farà cavallo G5, prendo, donna per E2, poi se prendo avrebbe un po' di compenso per il pedone in meno, ma dai giochiamo H6. Per giocare E4 senza permettere cavallo G5 per prendere in 2 prendere in H4. Ora farà D3. Ah, pensavo facesse D3, visto che avrei fatto F5, che ora faccio posso fare anche F5, no, F5 promette bene. È vero che farà donna B3, scacco e poi prenderà in B7. Vabbè, lì poi ci penseremo, no, avremo sempre idee con E4. E che questa mossa deve essere questa posizione deve essere buona per noi, cioè non può funzionare per lui. Giochiamo F5. È vero che siamo esposti a donna B3 e donna per B7, ma la dinamica deve favorirci, cioè non ha senso ciò che sta facendo lui. È contro ogni logica che ciò che sta facendo funzioni. Su donna B3, re H8, donna per B7 che è sicuramente critica, giocherei cavallo A5, donna B5 E4, donna per A5, ecco no, non ha giocato donna B3.
ci sta perché sarebbe stato okay, adesso iniziamo E4, ora iniziano le operazioni sulle case chiare. Voglio invadere la casella in F3 con il cavallo, no, che darebbe al nero una fortissima okay, ora se prende in D4 giocherebbe alfiere per G4, quindi preferisco prendere in E2. Ora prenderà in E2, poi vorrò giocare cavallo E5 per invadere le caselle e ho sempre questo pedone in presa, ma penso che sia okay, non irrilevante perché un pedone è un pedone, ma penso che sia un fattore secondario. Ora il piano è l'invasione delle case bianche. Anche se vado in D3 sto meglio, okay, re H8. Sì, lo so che può prendere, ma okay, va bene. Adesso dovrei giocare cavallo F3, ma il cavallo potrà avere un buon futuro anche in D3. Quindi pensiamo un attimo a questa posizione. Potrei giocare anche donna E8, no, interessantissima, che anche tutti i finali penso che vadano bene per il nero. Potrei giocare cavallo F3, re G2 e prendere in H4, ma questa forse sarebbe un po', prematura come mossa. Allora giochiamo mh, all'F3. Giochiamo donna E8 per mantenere le possibilità di andare col cavallo ovunque e per iniziare ad entrare, magari voglio giocare così. Solfiere B2, torre V8 e che è un compenso mostruoso qua, non può muovere nessun pezzo. Che anche se gioco sull'ala di donna, donna 4, che ne so, devo anche lì devo stare meglio. Okay, re G2. Bene, ora se inizio ad entrare con la donna, come fa? Donna H5, cosa farà? Cavallo F4, donna F3, e faccio G5, no, non può funzionare questa posizione. Cosa sta facendo? E non capisco cosa voglia fare. Se gioca a cavallo D4 faccio C5 scacciandogli il cavallo da lì, poi vorrò entrare con tutti i pezzi. Okay, ha messo il cavallo in F3, ma che, mi lascia cioè 'sto modo di giocare mi lascia stupefatto. Ora potrei comunque entrare in F3 con il cavallo perché se mi prende il pedone si aggiunge all'attacco, con conseguenze a dir poco funeste. Potrei giocare G5 anche se lì poi magari metterebbe il cavallo in H3 e potrebbe provare a liberarsi. Però che vediamo un attimo G5, che se faccio G5 cosa fa? Vediamo un attimo. Se no posso fare cavallo F3, su cavallo per F3, donna per F3 e anche lì secondo me la posizione nera sarebbe alquanto precaria. Vediamo un attimo cosa può fare. E sto continuando a pensare, no, cerchiamo di essere se vado in F3, potrei minacciare anche di prendere in H2 forse, donna G4. Andiamo in F3, questa mossa è troppo forte per non farla. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Su cavallo per F3 posso prendere con il cavallo, su re H2 posso giocare alfiere per G3, questo alfiere non si sviluppa, non può collegare le torri. Su alfiere B2 perde l'alfiere. Minaccio cavallo per H4, G per H4, donna G4, re H2, donna per H4, re G2 e donna H2 matto. Eh sì, la sua posizione è sull'orlo del baratro. Su cavallo per F3 prendo con la donna, su re H2 prendo in G3 perché sarebbe inchiodato. Se va in G1 posso sacrificare l'alfiere, penso, donna per G3, re H1, qua okay, giocato donna B3 e ora penso che sia tempo di terminare con tutto questo. Il tempo delle mezze misure è finito. Cavallo per H4, G per H4, donna G4, re H1, donna per H4, donna H2. Game over. Cavallo per H4, che ha trascurato le difese del suo re. Un pedone, ma non ha mai mosso il pedone D, non ha mai mosso il pedone D, non ha mai collegato le torri. La posizione bianca è destinata a crollare. Se sposto il re, torno in F3,
Con scacco di scoperta tornerà in G2, do matto in H2, se prende ma posso annunciare il matto in 3 mosse. Con G4, re H1, donna per H4, cavallo H3, donna per H3, re G1, donna H2 matti. Mi aspetto l'abbandono del nero. È stato troppo avido. È stato troppo avido di materiale. Che il materiale è importante, ma non si può condannare tutta la propria posizione alla passività, alle case chiare deboli, il re senza difensori, l'alfiere che non gioca, le torri scollegate. Qualcosa avrebbe dovuto fare il bianco. Non mi è piaciuto nemmeno H4 al rocco corto. È stata una condotta assai strana. E qua che si prende donna G4, re H1, unica mossa legale, donna per H4 e su re G2, donna H2, su cavallo H3 si cattura il cavallo e poi si dà matto. Donna H2 matto, game over. La partita interessante, penso che sia stata istruttiva, no, l'avversario ha sbagliato qualcosa e andare a prendersi questo pedone e lasciare sguarnito il re, le cose chiare deboli, non sviluppare mai questo alfiere è stato senza dubbio nocivo per il nostro avversario. Ci vediamo presto con altre partite commentate. Alla prossima.